Anche la quinta edizione di Sicilia in Bolle è andata in archivio registrando un incremento notevole di aziende espositrici e di un pubblico sempre più selezionato che ha seguito l'evento, svoltosi nella splendida cornice della Scala dei Turchi al ristorante Madison. Nei numerosi banchi di assaggio delle cantine si è potuto così gustare le migliori bollicine con un abbondante buffet preparato dallo chef del Madison Antonio Di Caro. Quindi l'appuntamento finale con la classica megatorta e la sciabolata a cura dei sommelier dell'AIS. I dati che interessava confermare, quindi le presenze delle aziende, le masterclass, i visitatori, li abbiamo confermati e addirittura su certe cose quasi raddoppiate. Ad esempio le masterclass ne abbiamo proposte 2 l'anno passato, quest'anno ne abbiamo volute fare 4 perché le 2 dell'anno scorso una settimana prima erano sold out, erano completamente piene, quest'anno ne abbiamo presentate 4 e su 4 3 piene già da qualche giorno prima, l'ultima l'abbiamo completata proprio ieri stesso. Questo è un dato importante perché questi sono i veri e propri appassionati che si spostano da oltre i confini regionali che vengono in Sicilia proprio per questa occasione. Le cantine abbiamo confermato su per giù lo stesso numero dell'anno passato, anzi addirittura qualcuno in più. I visitatori potete vederlo voi, sono in crescendo anche essi, quindi ciò che ci interessava mantenere almeno allo stesso livello siamo riusciti addirittura a migliorarlo. Abbiamo tante iniziative pronte per l'anno prossimo che io vi svelerò magari più in là in qualche altra occasione, oppure li potete seguire sul sito Sicilia in Bolle. Quello che abbiamo introdotto quest'anno è stato ad esempio il premio che la nostra delegazione ha voluto dare alla migliore bollicina metodo classico siciliana versione bianca, che è stata assegnata all'azienda Funaro con l'Extra Brut 2013. E il miglior rosato metodo classico, quindi il miglior spumante metodo classico rosato, che è andato all'azienda Murgo, annata sempre 2013 con la versione Extra Brut. Questi sono stati 2 dei 3 premi che abbiamo consegnato, il terzo è andato invece a quella figura all'interno della nostra delegazione che si è distinta in maniera particolare. L'abbiamo voluta assegnare a Laura Piscopo, che è una corsista che ha completato il percorso ed è una dei nuovi 60 sommelier che la nostra delegazione ha diplomato quest'anno, che ha raggiunto un punteggio molto alto. La sensazione che ho provato quando Francesco Baldacchino mi ha chiamato per darci questa notizia ovviamente è stata fortissima, perché inaspettato questo riconoscimento nella misura in cui conosciamo bene il valore di altre aziende molto più blasonate, storiche di noi. È figlia di un lavoro di squadra, questo premio di un lavoro di squadra. Un enologo che cura il vino con grande attenzione, un agronomo che segue tutto dalla concimazione alla potatura, è una famiglia che ha creduto in questo progetto. Noi siamo un'azienda storica dell'Etna, produciamo spumante dai primi degli anni 90, il rosato è di Nerello Mascalese, un'uva tipica dell'Etna, dove diciamo, secondo me si esprime nelle sue espressioni margini nel rosato. Questo è un metodo classico, minimo 36 mesi sui lieviti. Sicilia in Bolle 2019 ha scelto come migliore sommelier dell'anno Laura Piscopo, un bel riconoscimento. Sì, un bellissimo riconoscimento che arriva soprattutto dalla mia delegazione, che io adoro tantissimo. Per me è una grande famiglia ed è un onore aver ricevuto questo premio in onore soprattutto di questa bellissima occasione, di questo bellissimo evento che promuove la nostra terra, soprattutto in un momento in cui questa parte di terra della Sicilia è molto ambita e questo è veramente quello che ci fa riconoscere a livello nazionale. Un evento del genere dove la Sicilia merita tanto sia nella produzione dei vini che ultimamente anche nella produzione della spumantistica. No, la passione per l'agricoltura e per la viticoltura ce l'ho da sempre. Io penso che il vino sia in assoluto il miglior testimone per raccontare il cuore dei siciliani, per raccontare il territorio, per raccontare i luoghi. Oggi qui per esempio con Sicilia in Bolle, con le bollicine, si racconta una delle più belle aree di questa nostra terra di Sicilia, la Scala dei Turchi.
c'è insieme il fascino di questo luogo straordinario col suo mito, con la sua leggenda, con la sua storia, con col suo bellissimo ambiente, e viene raccontato da tutte queste bollicine dei più grandi produttori siciliani che fanno un tutt'uno facendo crescere la Sicilia. Io credo, voglio ringraziare gli organizzatori perché hanno fatto veramente una cosa molto bella.